Allora, stavo un po' chiacchierando anche fuori onda col Presidente, mi viene in mente una cosa, siccome appunto si diceva che purtroppo il costo aziendale di un lavoratore, sappiamo, è altissimo, il costo azienda per il lavoratore è altissimo, per cui un riconoscimento di un aumento per l'azienda sempre deve calcolare il doppio e lì ci sta la problematica. Ma nella finanziaria, un attimo che c'è un messaggio, buongiorno, volevo sapere in questo periodo quali sono le professioni più ricercate che possono dare maggior guadagno. Eccolo qua. Allora, rispondiamo subito. Le professioni richieste sono molte, principalmente i settori della metalmeccanica e l'edilizia. Anche l'edilizia? Anche l'edilizia perché è legata ancora ai bonus, perché la gente crede ancora nel mattone. E quindi questo tutte le imprese edili hanno ricominciato a lavorare e siccome vengono da un periodo di poco lavoro e di ristrettezza dove spesso il personale ha dovuto cambiare proprio tipo di lavoro, adesso nel più bello che serve manca la professionalità. Questa è un'altra realtà per cui viene richiesta, l'importante è che uno sappia fare il suo lavoro, ma nel momento in cui lo sa fare viene pagato e pagato bene. Eccolo qua, stavamo parlando prima, ma è vero che un artigiano guadagna di più in Lombardia che qui in Veneto? Assolutamente sì. Questo no, sinceramente non ho mai capito il meccanismo, però in Lombardia costa di più anche la vita, è come dire in meridione la vita costa meno che nel nord. Però guadagnano, è la realtà. Però guadagnano abbastanza. Però c'è meno lavoro, c'è questo e quello. Allora, partiamo dal fatto che i contratti di base sono quelli. Quello che varia è quello che dopo un datore di lavoro ti riconosce perché tu vali. Esatto. Perché tu vali. Questo incremento, che è un incremento libero, che dipende dall'accordo che tu fai, ecco, in questo caso qui, per una serie di motivi, è vero che in Lombardia un dipendente prende di più di quello che prende qua, ma anche l'imprenditore prende di più di quello che prende qua, cioè è uguale per tutti. Quindi c'è una base, c'è una base perché c'è un mercato diverso, c'è un mercato diverso in Lombardia, ma è solo la Lombardia. Il resto, per quello che mi risulta, che sento colleghi di altre province piuttosto che di altre regioni, il mercato dopo nel nord più o meno si equilibra, però cambia da regione a regione, cambia, questo è vero. Pur avendo le medesime magari competenze. Pur avendo le medesime prestazioni e quindi tipo di lavoro, insomma. Caspita, c'era questa sì, cosa. Sì. Ecco, dicevo appunto, non si era parlato che questo cuneo fiscale, in qualche modo bisognava agire sul cuneo fiscale, voi parte datoriali e rappresentanti di categoria per la finanziaria avevate cercato di ottenere qualche cosa per poter far sì che un riconoscimento economico costasse meno all'azienda, è successo qualcosa oppure no? Ma è successo poco. Allora, su alcune cose la finanziaria, diciamo, ci ha ascoltato, ma sono poche perché se da un lato ci ha tolto, dall'altro ci ha chiesto. Il dare e avere ha fatto sì che nella bilancia i pesi quasi si equilibrino. C'è un equilibrio, insomma, sui pesi. E la verità è che abbiamo bisogno meno burocrazia, meno essere macchinosi, cioè noi abbiamo un governo, uno Stato in genere che rende le imprese, come si diceva prima, innanzitutto devono spendere per il costo azienda 100 perché dopo al dipendente, al collaboratore rimanga 50. Esatto. E questo è assurdo. Perché devono però intervenire su questo, dopo ci sono tantissimi fattori che portano dopo a costi elevati per l'azienda. Questo è un fatto importante che se ne discute da una vita, ma però ormai sono passate più vite. Quindi, e i problemi rimangono. Questo governo in qualche modo ha cercato di ascoltare, però diciamo che ha ascoltato tutti e niente, insomma, cioè, noi ce l'abbiamo sempre avuto il reddito di cittadinanza. Perché? Per due motivi. Primo, perché se devi aiutare qualcuno
è giusto che lo aiuti il comune che conosce in qualche modo queste persone perché le ha maggior contatto. E ci sono persone che hanno bisogno di un aiuto sociale. Secondo, ed è il più grave, hanno portato via forza lavoro. Perché quando noi, come prima, si parlava di forza lavoro e quindi cerchiamo personale, c'è poco da fare. Uno preferisce prendere 800 euro e andarsi a fare i lavori in nero che venire a lavorare da noi, che prende 1.300. Questo è. E deve venire tutti i giorni. Purtroppo queste sono cose. Ecco, su questa cosa qua si è in qualche modo cercato di regolamentare. Adesso speriamo che queste regole funzionino, ma io ho i miei dubbi. Io ho forti dubbi su questo. Ecco, ci sono, quindi tornando sulla finanziaria, per quanto riguarda sì, anche sulle tasse si è ritoccato su alcune, ma in modo molto, molto leggero. E rimane sempre, secondo me, che un buon governo deve dare opportunità di lavoro. Nel momento in cui c'è lavoro, anche il discorso della povertà o della differenza tra nord e sud viene meno. Adesso io vedo che ci sono molte imprese del sud che lavorano qui nelle nostre regioni, in ambiente pubblico perché le gare sono aperte a tutti, lavorano bene come lavorano tutti, però anche lì loro hanno uno sgravio che noi non abbiamo. Pur lavorando, sì, pur lavorando loro hanno degli sgravi fiscali perché hanno delle agevolazioni. Questo mette in concorrenza sleale. Sì. E appunto per questo io dico, il governo dovrebbe incentivare, così come in parte l'ha fatto, bisogna dire, i bonus, super bonus, sì, sono stati un incremento importante. Dopo dispiace anche qui che un governo dica, bene, nell'esempio del bonus facciate ti do 90%, adesso siamo arrivati al 60%, ma perché? Perché qui ci sono stati dei furbi. Ah sì, per quello è stato. Furbi uguale disonesti. Beh, insomma. È stata quella la ragione. E questo è stato il motivo. Perché? Perché c'era gente che faceva finta a fare i lavori. Ma però io dico, quando c'è il disonesto bisogna colpirlo, basta, il disonesto c'è su tutte le cose. Non puoi colpire tutti. Infatti. Per colpire alcuni disonesti. Anche perché l'intento, insomma, era importante. L'intento era importantissimo. Noi abbiamo degli edifici e quindi tutta l'Italia è cresciuta nel dopoguerra. Ormai sono edifici vecchi che hanno bisogno di essere risanati. Sì, infatti era un restyling delle città, è un modo è un modo anche per dopo vendere la città nel senso buono del significato, quindi dire ho una città pulita, ho una città in ordine, nel momento in cui vai a mettere mano a un edificio ti accorgi di impianti vecchi, ti accorgi di scorrettezze che sono state avvenute in un momento particolare di sviluppo delle città, dell'edilizia, cioè, che ogni tanto salti per aria qualche casa, non è che mi sembra normale quello. No, infatti, e caso strano salta solamente in alcune regioni. Ecco, secondo me nel momento in cui si vanno a fare certe opere di risanamento, che quindi non vuol dire solamente il bonus facciata, ma c'è il bonus legato anche alle ristrutturazioni. Certo. Ecco, quello facciata è poi legato ai centri storici, per importante, che sono valide e che sono da continuare. Insomma, noi avevamo chiesto che tutti questi bonus siano una decrescita graduale e invece hanno mantenuto il 110 fino a giugno, purché siano fatti almeno il 30% dei lavori per il 110. Per le facciate si è portato a 60. Si è aumentato qualcosa per quanto riguarda opere, arredamento e altre cose, però dico ci vorrebbe delle regole più chiare, più semplici e che abbiano una durata, perché le imprese fanno degli investimenti dopo. Sì, infatti. Allora, uno si è trovato a fare degli investimenti, bene, il bonus facciata al 60%, lo faranno molto meno persone, certo, soprattutto negli edifici quelli che ne hanno bisogno, e quindi vuol dire che non vuol dire la singola abitazione, vuol dire gli edifici dove ci sono più famiglie. Infatti. Sì, una cosa che è strana è che non l'abbiano istituito le periferie. Che quando ci sono molte famiglie, lo sappiamo benissimo, nei condomini non si va d'accordo, o perlomeno uno ha delle esigenze e delle possibilità economiche, altri non le hanno. Ecco.
Ecco, ci voleva un equilibrio che purtroppo non c'è e ha fatto saltare un meccanismo che funzionava. C'era un messaggio prima, vediamo un attimo se dalla regia me lo rimettono in onda così lo leggiamo insieme. Allora, riguardava la figura dell'artigiano, se non sbaglio, allora, sono un artigiano autonomo da sempre e il mio lavoro non lo cambierei mai, sono padrone del mio tempo e se sei bravo guadagni bene. Sì. Questa è una parola, questo è un pensiero, un incentivo. È un pensiero importante che secondo me dovrebbe essere replicato per i giovani. E invece non è così. E invece è poco. I giovani fanno fatica a credere a questo. Ma in passato, vabbè, gli anni volano. Il passato era più semplice. Infatti c'è stato un forte incentivo. Noi adesso abbiamo le aziende artigiane che sono diventate vecchie, nel senso che i datori di lavoro hanno un'età molto alta, la maggior parte. Quindi abbiamo quasi 2/3 che l'imprenditore ha di 55 anni in su e pochi invece dai 25 ai 55. Ecco, da questo punto di vista voi avete commissionato una ricerca, se non sbaglio, una volta si parlava di passaggio generazionale, riguardava la famiglia, no? In modo che ci sia il passaggio del testimone nell'ambito della famiglia stessa e tutto, però i figli non sempre vogliono intraprendere la stessa strada, insomma ci sono delle problematiche interne. Da questa ricerca, analisi, che cosa è venuto fuori? Come si potrebbe ovviare a questo passaggio generazionale? Allora, come associazione da un po' di anni ci accorgiamo, come dicevo prima, l'anzianità delle imprese e soprattutto non c'è il ricambio. Una volta c'era il ricambio generazionale, difficile, ma avveniva. Adesso spesso i figli, come già accennavi, non vogliono intraprendere quella del padre, però contemporaneamente ci troviamo aziende strutturate, aziende che potrebbero continuare e che non si sa che fine possono fare. Abbiamo fatto con il professor Paolo Gubitta dell'Università di Padova una ricerca e dalla ricerca emerge chiaramente innanzitutto questa difficoltà, ma soprattutto l'opportunità che ci sarebbe che anziché fosse a livello familiare poterla trasferire a livello di collaboratori. Dove questo e come? Allora, innanzitutto bisogna creare anche delle opportunità, perché ci può essere un'impresa, un'azienda, prendiamo una media artigiana strutturata di 8 persone, il datore di lavoro non ha il suo ricambio a livello familiare e quindi dice bene, se volete io ve la cedo, ve la vendo, voi mi riconoscete il valore che ha e voi la continuate. Ecco, questo passaggio qua, che a voce sembrerebbe facilissimo, in realtà non è semplice. Però contemporaneamente dalla ricerca è emerso che ci sono i lavoratori che vorrebbero fare questo. Hai capito. E quindi come associazione ci siamo detti, bene, per l'esperienza che abbiamo, la conoscenza che abbiamo del mondo artigiano e delle società che abbiamo in essere all'interno di tutte le nostre associazioni, siamo noi che portiamo a conoscenza il mondo artigianale in genere di queste opportunità e noi ci diamo l'obiettivo di dare una mano. Serve una mano ovviamente l'aspetto di liquidità, aspetto economico, perché bisogna acquisire. Societario, insomma amministrativo. C'è l'aspetto dei servizi, quindi del passaggio, società, c'è il passaggio della comunicazione, perché dopo deve avvenire, c'è il passaggio soprattutto culturale, che non è facile. Quindi voi come associazione in categoria lo fate? E c'è il passaggio dei dipendenti che devono passare da una cultura da dipendente a una cultura di imprenditore, senza dover per forza passare per quello che è la classica cooperativa che esiste soprattutto in Emilia-Romagna. Ecco, il Veneto non è un territorio da grandi cooperative nella sua storia e lo è ancora nella cultura. Io mi interrompo solo un attimo perché abbiamo la pubblicità. C'è la pubblicità che incombe, però è una cosa molto importante secondo me che va maturata, va elaborata, per cui ne parliamo anche dopo in pochi secondi.